Cellulopoli, la città della telefonia mobile. Punto vendita di Agrigento. Telefonia elettronica, informatica, assistenza. Da Cellulopoli trovi i migliori accessori per il tuo smartphone, periferiche ed accessori per il tuo computer e tutta l'elettronica di consumo. Cellulopoli effettua riparazioni di computer e rigenera vetri di smartphone in modo professionale con gel UV. Centro assistenza Apple, ripara il tuo iPhone in un'ora. Cellulopoli ha anche punto vendita Fastweb, Wind, Infostrada, Tiscali e da oggi anche Lincoln. E se ti abboni a Lincoln potrai vedere tutte le partite della Lega Pro e dell'Acragas Calcio, gratis per tutta la stagione. Vieni a trovarci in via Dante 24 ad Agrigento. Telefono e fax 0922 40 17 18. www.cellulopoliagrigento.com. Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata di A Tutto Campo, edizione 2018. Abbiamo una puntata molto ricca di contenuti e collegamenti. Vi presento subito gli ospiti. Basilio Borgo, grandissimo tifoso dell'Acragas, ci presenterà la sua ultima opera, il suo ultimo libro nel corso della trasmissione. Il centro della Fortitudo Moncada, Tommaso Guariglia, benvenuto. Buonasera a tutti. Tommaso. Buonasera. Il dottore Pachito Danile, grandissimo tifoso dell'Acragas, sportivo eccezionale. Grazie, buonasera a tutti. Juventino d'occhio. Ecco, io andrei subito al sodo. Non abbiamo una copertina questa settimana. L'avrei dedicata al basket, ma veramente per questione di tempo non siamo riusciti a farla, però parliamo subito con Tommaso del grandissimo risultato della Fortitudo Moncada ieri alla prima di campionato, partita al Cardiopalma vinta dopo 2 tempi supplementari contro l'Orlandina per ben 105-99. Tommaso. Sì, grandissima partita ieri, sicuramente non per deboli di cuore in quanto è durata 50 minuti. Siamo molto contenti perché Capodorlando è una squadra prestigiosa, l'anno scorso militava nella massima serie, composta da giocatori importanti come Trish, Parks, Bruttini, giocatori di esperienza che in confronto a noi, che siamo una squadra giovane, hanno molti campionati in più, quindi siamo molto contenti di questo risultato, anche perché, come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera. Ottima la partita dell'americano Cannon, ma anche gli esordi di Emir Bell e Edoardo Fontana. 14 punti proprio dell'americano, 26 di Cannon, 17 di Evangelisti, 13 di Ambrosini, 10 punti per te. Sì. Siamo molto contenti di questo nuovo innesto. Amir è un ragazzo giovane che ha il primo anno in Europa, l'anno scorso era in un college prestigioso come Princeton, quindi siamo molto contenti di averlo nella nostra squadra, anche perché porta un valore aggiunto, quello della pallacanestro americana, che ha sempre quel qualcosa di maggiore rispetto alla pallacanestro europea italiana. Quindi circa 1000 i tifosi presenti, ben 200 provenienti da Capodorlando, 800 tifosi da Cragantini, però sono sempre pochi forse per lo spettacolo che offrite. Sì, ovviamente siamo alla prima di campionato, quindi ci sta. Dobbiamo creare più entusiasmo. Ci sta. Noi come parola chiave della partita avevamo dimostrare, perché il nostro allenatore Franco Ciani piace sempre mettere una parola chiave della partita. Prima della partita ci ha detto: noi dobbiamo dimostrare. Penso che abbiamo dimostrato ai nostri avversari, ai nostri tifosi soprattutto, che quest'anno ci possiamo divertire, quindi con il loro sostegno possiamo fare solo e meglio. Speriamo
che questo numero cresca di ogni partita. Un torneo tra l'altro molto difficile, vedo qua due squadre di Roma, la Virtus e la Leonis, il Mensana Siena, l'ex Montepaschi proprio proveniente dalla Serie 1, Bergamo appena retrocessa con il Legnano, Rieti, Biella, Treviglio, insomma un campionato di altissimo livello che vede Agrigento protagonista. Sì, quest'anno, ma come negli anni passati, abbiamo un campionato importante, difficile, con squadre che hanno militato nella massima serie. Mi viene in mente Siena, che è una squadra, una città che ha fatto la storia della nostra pallacanestro, quindi andare a giocare al Palaestra a Siena è sempre difficile, in quanto ci sono dei campi come quello di Biella, dove andremo a giocare la prossima giornata, che per dei ragazzi come noi che sono alle prime esperienze in questo campionato non è facilissimo, però penso che abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, e se devo dire una caratteristica che abbiamo in comune tutti quanti nella nostra squadra è che non abbiamo paura di dimostrare, di far vedere chi siamo. Pachito, tu sei un cultore del basket? No, in realtà non sono un cultore del basket, però sono un amante dello sport a 360 gradi. Trovo Segui la che Fortitudo. il basket sia veramente fantastico. E poi la Fortitudo Agrigento ormai è una tradizione consolidata, grazie agli sforzi di presidenti antecedenti, ma soprattutto del nostro patron, che è il presidente Moncada, al quale va il plauso di tutti e indubbiamente un incoraggiamento, perché di fatto praticamente da solo riesce a fare questi team qui, questi roster importanti che anno per anno ci regalano soddisfazioni. Speriamo che quest'anno sia una soddisfazione ancora maggiore, che si possa arrivare più lontano possibile. Credo che da quel poco che sto vedendo, poi non sono ancora andato a vedere una partita da Fortitudo, però lo farò molto, molto presto e sono convinto che si potrà far bene quest'anno. Basilio, tu al basket? Io lo dico chiaramente. Il basket non mi è mai interessato, perché quando ero piccolo mio padre mi portava a vedere le partite di basket a via De Gasperi, quando l'Agrigento, perché l'Agrigento mi sembra avuto delle ottime squadre di basket, allora c'erano i vari errori, mi ricordo, e quindi le facevamo di mattina le partite. Anzalone. E non vedevo l'ora che finiva, perché io pensavo sempre all'Essaneto, che c'era l'Agas allora che era sempre, veleggiava sempre in Serie C ed era sempre sì, e l'Essaneto era la vera fossa del leone della Serie C di allora. Bene, io direi di andare subito, cambiare argomento, andare al calcio, partendo proprio dalla Serie B. Siamo in attesa proprio di un collegamento da Palermo. Ieri grandissima vittoria del Palermo sul Crotone per 1-0 all'86esimo, il gol, altra partita al Cardiopalma tra l'altro, Tommaso, per i tifosi rosanero. Dovremmo avere in collegamento Roberto Chifari? Sì. Roberto, mi senti? Pronto Roberto? Roberto Chifari del Giornale di Sicilia. Nel frattempo io farei vedere i risultati della classifica proprio del campionato cadetto, per poi discutere non solo di Palermo Crotone, ma anche di un fatto dirigenziale che riguarda proprio la squadra rosanero. Roberto, ci sei? Pronto? Pronto? Sì, ecco Roberto. Buonasera e benvenuto a Tutto Campo. Roberto Chifari del Giornale di Sicilia. Buonasera a tutti voi. Ciao Roberto. Allora, ieri partita al Cardiopalma, all'86esimo, quel grandissimo gol di Nestorowski, che sembra rivitalizzato dopo un periodo buio, un periodo molto difficile. In realtà la prima di Stellone è stata una partita dal doppio volto. Da un lato è importante il risultato, che è poi quello che conta, dall'altro però il gioco ancora manca molto, latita, e in assenza del gioco i 3 punti sono fondamentali, più che altro perché l'anno scorso in un pezzo abbiamo anche scritto che sono stati persi almeno 10 punti in strada, soprattutto negli ultimi minuti. Quindi quella di ieri è stata una vittoria importante, soprattutto per questo, soprattutto per i 3 punti. Per il gioco ci vorrà tempo. La cosa più interessante è stata anche l'approccio tattico che ha dato Stellone alla gara,
inserendo per la prima volta Nestrosi insieme a Puskas, un esperimento che invece Pedino non è riuscito a fare, anche perché i due giocatori in un primo momento sembravano incompatibili, e invece ieri, anche se hanno potuto giocare solo a sprazzi, hanno dimostrato anche un buon calcio. Sì, ti invito ad alzare il volume della voce se possibile, Roberto. Volevo chiederti oggi di quella notizia uscita su Antonio Ponte, che sarebbe vicino a diventare il terzo presidente della storia del Palermo, dell'era Zamparini. Comunque. Sì, l'ho intervistato ieri sera io allo stadio, già la terza partita consecutiva a cui assiste. Ovviamente ieri ho chiesto personalmente a che punto è il closing ufficiale. In realtà ci sono alcune date ormai da cerchiare nel rosso. La primissima è fra un paio di giorni per l'approvazione del bilancio, mentre il 26 ottobre è il giorno in cui si rinda il CDA. Qualora il bilancio fosse approvato, il CDA si riunisse, dovrebbe, siamo ancora il condizionale, eleggere Antonio Ponte come presidente. Zamparini resterebbe patron. In questo momento la carica è vacante perché Daniela De Angeli ha sostituito Giovanni Giammarda, ex presidente, e soltanto presidente del CDA, che è il Consiglio di amministrazione. Sarebbe il terzo presidente perché Zamparini aveva lasciato le cariche di presidente, aveva deciso di passare a Paccaglini, poi sappiamo bene come è finito con Paccaglini. Invece è arrivato Giammarda, che è un tecnico che ha stata una squadra nel difficile momento, che è stato quello della procura, del contenzioso dell'Università Città di Palermo, ancora con la procura di Palermo, e poi adesso manca pochissimo per l'ufficialità di Antonio Ponte quale nuovo presidente del Palermo. Cosa cambierà? Ecco, si chiedono cosa succede. In realtà poco nulla, perché carica di presidente è una carica pro forma. Quello che realmente ci attende è la possibilità che a breve Ponte riesca a trovare quei finanziamenti necessari per l'acquisizione del club. Zamparini ha detto a più riprese di voler cedere il pacchetto azionario del club. Ponte non è un personaggio che ha quei capitali per acquistare una società importante come il Palermo, è un broker finanziario, un imprenditore, e è a capo di una cordata non meglio conosciuta. Attenzione però, perché proprio a proposito di cordate ce ne sarebbero due, una che riguarda che fa capo all'imprenditore pugliese Follieri, e l'altra invece è una sconosciuta ma sembra abbastanza presente invece cordate di imprenditori americani che vorrebbero acquisire il Palermo. Non si sa nulla sui nomi, che non hanno riserve, ma in questo momento possiamo soltanto registrare l'interesse di Ponte a concludere la trattativa per l'acquisizione delle quote azionarie del Palermo. Anche perché non ci sono alternative a Zamparini o all'eventuale ingresso di Ponte? Non mi pare ci siano imprenditori palermitano-siciliani in grado di... Non sono alternative, anche perché in questo momento Zamparini è stato l'unico che ha permesso anche alla squadra di sopravvivere, perché dopo la mancata promozione sono venuti a mancare quei 40 milioni che aspettavano a Palermo per i TV, e quindi sono stati necessari delle importanti cessioni. Grazie al direttore Foschi sono stati recuperati circa 23 milioni di euro, però è chiaro che Zamparini ha messo la parte, la restante parte, ha iscritto la squadra al campionato e ha permesso alla squadra di fare il mercato, per cui Palermo è tra le pretendenti per la promozione diretta in Serie A. Va bene Roberto, grazie, ti ringrazio per il tuo intervento, ci risentiremo poi nelle settimane a seguire e ti auguro una buona serata. Grazie a voi per avermi ospitato, buona serata. Allora, farei vedere subito la classifica e i risultati della Serie B e poi un commento mentre scorrono le immagini di classifica e risultati a Pachito Danile. Pachito. Insomma, il Palermo ovviamente Sicilia rappresenta... Ci crede a questo passaggio di quote tra Ponte e Zamparino o è un Baccaglini bis secondo te? Ma vedete, io ho vissuto molto dal vivo la vicenda del Palermo, perché ho tanti amici a Palermo, ci ho fatto gli studi e devo dire che si vociferava da tempo su Zamparini. Sono state sempre cose un pochettino particolari. Questo presidente non mi è mai sembrato veramente limpido, però ha indubbiamente il
grande merito aver tenuto il Palermo in Serie A, averle portato anche a buoni livelli, ma francamente tutte queste voci e vicissitudini che si susseguono non lasciano, dico, poi il tempo così sereno da poter far sperare in un futuro migliore immediato. Io mi auguro che questa di Ponte non sia l'ennesima riprova, che invece non c'è nessuno dietro e che, insomma, Zammarini un giorno viene indagato per una cosa, un altro giorno viene indagato per un'altra, estraneità di qua, estraneità di là. Io dico, questo non dà tranquillità ai giocatori, non dà tranquillità all'ambiente, di certo tiene lontano i tifosi, basta guardare quello che c'è negli spalti, e dispiace perché comunque il Palermo in Serie B ha una buona squadra e dovrebbe essere di altro livello, diciamo, il campionato del Palermo. Ad averceli però presidenti come Zamparina da Agrigento, che hanno investito tanto, magari per molti palermitani magari in maniera discutibile, però ad Agrigento, ecco, non ci dispiacerebbe avere un presidente come lui. Passiamo subito alla Serie C velocemente perché abbiamo dei collegamenti importanti. Dovremmo avere in collegamento Antonio Torrisi che ci parlerà proprio del Catania. Prego la regia di far vedere appunto la classifica e i risultati. Vedete, Juve Stabia rende 2-1, Potenza Paganese 1-1, Bisceglie Matera 1-0, Catania Vibonese 3-0, Francavilla Casertana 1-2, Cavese Sicola Leonzio 0-0, Monopoli Trapani 0-0, Siracusa Viterbese, Catanzaro Regina sono state rinviate, per una classifica che vede appunto il Trapani al comando del girone con 13 punti, poi seguono la Juve Stabia e il Rende, insomma, per vedere l'altra siciliana, e il Catania, che comunque è a punteggio pieno perché ha disputato solo 2 partite per via delle vicissitudini, ricorsi e controricorsi che abbiamo seguito per tutta la stagione estiva. Il Siracusa a 3 punti, io vorrei vedere pure la Lacragas Pachito, però purtroppo non ci siamo più. Che dici? Ma guarda, la situazione che è sconsolante, sai che cos'è? Guarda un po', il Catania bistrattato dalla Lega e quant'altro. Il Palermo non ne parliamo, ancora abbiamo... Siamo stati maltrattati come siciliani. No, maltrattati è una cosa differente, bistrattati, che è peggio che maltrattati, perché bistrattati avevano preso un po' per i fondelli. E ancora si spera in ricorsi, in ripescaggi. Stanno facendo una pessima figura e viene sempre fuori la solita situazione che il Sud è penalizzato a favore del Nord. Questa ne è la riprova, io da buon siciliano. E ce lo dirà proprio Antonio Torrisi, che è in collegamento da Catania, perché ci sarebbero degli sviluppi, addirittura un clamoroso ripescaggio. Si parlava oggi sulla Sicilia.it, abbiamo visto questo articolo. Benvenuto a Tutto Campo, Antonio. Buonasera a tutti, grazie mille per la chiamata. Complimenti per la vittoria, la seconda vittoria consecutiva del Catania, però quello che interessa forse oggi è quella notizia uscita sulla Sicilia. Comunque si aspetta un esito che potrebbe anche essere positivo e clamoroso soprattutto per il Catania. Sì, chiaramente siamo nell'arco e parliamo naturalmente di possibili stravolgimenti di tutto, perché arrivare a ottobre e non sapere in quale categoria si gioca è veramente assurdo. Ma siamo sempre nell'ambito delle cose assurde che riguardano il nostro paese e che poi si ripercuotono sul calcio. È vero, domani c'è una nuova udienza, c'è l'udienza al TAR con il nuovo decreto legge approvato dal presidente Giuseppe Conte. Poi si dovrebbe decidere tutto al TAR in 7 giorni, quindi si scavalcano e si cancellano sostanzialmente quelli che erano stati e sono stati anche quest'estate gradi della giustizia sportiva, come la TFN, la CAF, il Collegio di Garanzia del CONI, che poi hanno fatto perdere sostanzialmente dei mesi. Si passa direttamente al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che in 7 giorni dovrebbe decidere di tutti e per tutti i ricorsi pendenti e le situazioni pendenti. E quindi non solo Catania, Novara, Siena, Provercelli e Ternana per quel che riguarda la Serie B, a questo punto anche il Palermo con il Frosinone, ma diventa davvero difficile. Sembra fantacalcio. No, ma stiamo parlando di una cosa che assurdo. Avrebbe del paradossale a metà ottobre, quasi metà ottobre, stravolgere Serie A, Serie B, Serie C. Serie A e Serie B sono partite ad agosto, la Serie A a metà agosto, Serie B fine agosto, la Serie C è partita adesso. Travolgerle sarebbe veramente assurdo. Siamo la barzelletta d'Europa, veramente, per quello che sta accadendo. Invece io vorrei anche parlare della grande vittoria del Catania ieri, spumeggiante, 3-0, seconda vittoria consecutiva, una vera e propria corazzata che non sembra avere ostacoli.
Sì, e proprio questo è il lato sorprendente poi di tutta questa questione, perché c'è stato il caos in estate, 2 mesi fermi, il Catania torna a giocare e vince 2 partite, a rende molto difficile, quella là di sabato al Massimino era anch'essa molto difficile, ma le vince con 5 gol fatti, un solo gol subito. Sorprendente senz'altro la reazione della squadra di Sottil, è sempre più il Catania di Andrea Sottil, ma è un Catania che può addirittura migliorare, quindi questo è anche l'ennesimo effetto di tutto questo caos d'estate, questo caos estivo, perché l'estate è già finita, ma l'estate dei tribunali continua, ha coinvolto l'autunno sostanzialmente e ha falsato i campionati, non solo perché ha fatto partire poi la Serie C con 2 mesi di ritardo, ma perché ha costretto le squadre che ambivano al ripescaggio, Catania, Siena, Novara, Provercelli e Ternana, a costruire un organico con giocatori di Serie B nettamente superiore a quelli che sono gli organici in Serie C, e si è visto anche del Catania, perché un Catania che riesce a vincere 3-0 contro una Vibonese che nelle scorse gare non aveva fatto benissimo, ma non aveva nemmeno corso tanti rischi, vuol dire e sta a significare che la differenza tra le squadre che ambivano al ripescaggio e le squadre che invece facevano già parte della Serie C è netta. È netta, sì. C'è il dottore Danile Pachito Danile voleva farti una domanda. Ciao Antonio, scusami, volevo chiederti una cosa, ma il danno è stato fatto ed è ampio, la mia domanda è specifica. Non credi che significhi falsare non tanto un campionato, ma un campionato che potenzialmente il Catania poteva condurre in una certa maniera? Perché se io faccio una squadra per la Serie B, ovviamente acquisto degli atleti di livello per la Serie B. Se faccio il campionato di Lega Pro, ovviamente la mia spesa sarà differente. Ora tu, che sei sicuramente un esperto, ritieni che il Catania già con questa formazione potrebbe ben figurare in Serie B e ben figurare fino a che livello? Innanzitutto buonasera. Sì, chiaramente poi parlare di un campionato difficile come la Serie B e fare una previsione in vista di un campionato difficile con la Serie B è sempre difficile. È chiaro che l'organico del Catania può ben figurare in Serie B, perché abbiamo assistito negli ultimi anni a delle imprese come quella del Benevento, come quella della Spal, dalla Serie C, Serie B e poi Serie A, Frosinone, Sassuolo ai tempi di Allegri aveva costruito una buona squadra, un buon organico e aveva fatto bene anche in cadetteria. Il campionato cadetto è sempre imprevedibile, quindi si poteva giocare il Catania con l'organico costruito, anche perché in caso di Serie B avrebbe avuto 4 posti over in più e aveva già 4 colpi pronti, praticamente 4 colpi in canna che poi non ha potuto portare a termine. Si sarebbe rafforzato ulteriormente, la squadra sarebbe stata ulteriormente forte. È anche vero che stiamo parlando di un campionato pazzo, la Serie B è sempre un campionato pazzo, e adesso che ha 19 squadre ancora di più, probabilmente lo porteranno a 20, sappiamo come funziona in Italia, no? Cambierà tutto per non cambiare niente, insomma... Ma sempre a spesa delle siciliane, Antonio, alle spese del Palermo quest'estate, alle spese del Catania, sono sempre i siciliani a subire. Sì, ma è così, purtroppo sì. È capitato alle siciliane, ma è capitato anche al Novara, è capitato al Siena, è capitato alla Ternana, alla Provercelli, è capitato al Crotone per quello che è successo al Chievo, per altre questioni, è capitato trasversalmente. Va bene. Ma guarda, cambiare tutto per non cambiare niente, la Tomasi di Lampedusa e i Gattopardi che sono qui accanto a noi a Palma di Montechiaro, non ne siamo il capoluogo, quindi pensa se non lo conosciamo noi. Però davvero non si può guardare una Serie B in cui ogni volta nel giornale tu vedi riposa questo, domani riposa, c'è una cosa folle. Sì, io non l'avevo mai vista una cosa del genere nel campionato cadetto. Come in Serie C? No, neanche io l'avevo vista. È chiaro che bisogna tornare indietro al 2003, la Serie B ha 23 squadre, con il Catania coinvolto, quella volta in positivo per il Catania perché fu, tra virgolette, riammesso, era retrocesso ma non retrocesse con il caso Martinelli. È chiaro che siamo in un clima di profonda rivoluzione calcistica, con Gravina, presidente della Lega Pro, unico candidato per la prossima presidenza della FIGC. Sì. È chiaro che siamo in un clima assurdo anche dal punto di vista sportivo, con la nazionale italiana che non si è qualificata ai mondiali. È chiaro tutto, ma peggiorare la situazione così non serviva a nessuno. Però bisogna lo chiederemo, a chi. Sì, Antonio, lo chiederemo proprio al presidente Gravina nel corso delle prossime puntate di A Tutto Campo.
spero di averlo in collegamento così come l'abbiamo avuto lo scorso anno. Io ti ringrazio Antonio, ti invito ovviamente a seguirci sempre su Televideo Agrigento, canale 92, visibile tra l'altro anche a Catania, e ti auguro una buona serata. Grazie mille a voi, un saluto a tutti. E allora, andiamo subito, dobbiamo veramente correre perché il tempo stringe, però veramente questo Catania, vederlo in Serie C con quel pubblico è veramente una cosa... Ma sicuramente brucia e stride. Se assistiamo a un fenomeno negli ultimi anni del calcio di assolutamente spopolamento degli stadi, ma scusate, io non capisco anche dal punto di vista del business. Se gli stadi si spopolano e una telecamera cerca sempre di inquadrare, no, quelle parti meno vuote per non far venire quel senso di tristezza, e tu tieni una squadra come il Catania che avrebbe tutte le prerogative, dovrebbe peraltro stare in Serie B, la tieni lontana a scapito di altre città che magari fanno 3-4 mila spettatori, roba che fa quell'acra sia in eccellenza. Perciò, a proposito di Catania, io voglio risalire a 3 anni fa, nel primo campionato di Serie C dell'Agas, del Lega Pro, quando l'Agas era sotto la guida delle Grottaglie, quando per la prima volta sono stato a Catania in tribuna coperta. E ti devo dire una cosa, la sensazione che ho avuto vedere Catania-Agas terminata poi 1-1, e noi vincevamo 1-0 alla fine, gol di Zibert, hanno pareggiato qualche minuto alla fine, insomma, avevo la sensazione di assistere a Catania-Juventus, un pubblico anche in tribuna di competenza. Hanno scoperto che ero a Cagandino e mi hanno detto: vabbè, signore, lei è tifoso dell'Agas, ma l'Agas è la migliore squadra che è venuta fino a Catania. Abbiamo giocato bene. Questa sensazione è bellissima. Con le Grottaglie allenatore, avevamo le Grottaglie. Prima però parlo fuori casa, in casa non ne voglio parlare. Invece Tommaso, la Salernitana, tu sei di Salerno, la Salernitana non ha problemi di pubblico, la curva siberiana è sempre fantastica. Sì, no, Salerno ha una grandissima tradizione. Quando sono nato io nel 1997 era poi la Salernitana, in quegli anni salì in Serie A, giocavano campioni, Marco Di Vaio, Gattuso, sono passati grandissimi campioni da Salerno, è rimasta una tradizione incredibile. Mio padre mi portava a vedere le partite della Salernitana da piccolo. La mia famiglia è anche stata nell'apparato dirigenziale della Salernitana per alcuni anni, tuttora c'è una parte dello stadio che è attribuita e dedicata al nome di mio nonno, quindi Guariglia, c'è proprio uno... Sì. Quindi Salerno per me è sempre stato la Salernitana. Volevo dire una cosa a proposito della Salernitana, poi lui non lo sa perché forse non l'hanno raccontato, ma l'ha sentito pure, che Salerno nel 1963, verso aprile 63, fu oggetto del primo morto in Italia nello stadio. Ci fu Salernitana Potenza 0-1, ci fu incidenti perché l'arbitro era di Alessandria, annullò un rigore nettissimo, un giocatore falciato in aria, ci fu invasione di campo, una mezza invasione, ci fu purtroppo una vittima, un colpo, una polizia, non so, partì un colpo dalle forze dell'ordine e hanno colpito un signore chiamato Patalano, non so se infatti c'è la curva Patalano, c'è lo striscione, ricordo, fu il primo morto in Italia negli stati. Forse al Vestuti, adesso sicuramente dovrei scavare tra le storie certo. dei miei parenti, ma sicuramente me l'avranno raccontato, se lo ricorderanno, certamente. E fu clamoroso perché la Salernitana era in lotta pure per salire e eravamo a 4 giornate dalla fine e l'Agregas stranamente era vicino al Potenza, capolista, era 1 o 2 punti in meno, quindi anche noi cercavamo di vincere il campionato. Poi purtroppo la dirigenza ha capito che con quel campo in terra battuta non avevamo speranza, abbiamo perso le 2 partite in trasferta e quindi è finito. Non c'erano anche soldi per la Serie B probabilmente. Allora. Subito la Serie D, risultati in classifica. Per dare un'occhiata a questo campionato potevamo iscriverci perché ci toccava di diritto dopo la trasmissione in Lega Pro, non ci siamo iscritti, peccato perché c'è il Bari che sta letteralmente distruggendo il campionato, giocatori fortissimi, come potete vedere, ecco,
3-0 a Barcellona Pozzo di Gotto per la squadra della famiglia De Laurentiis, Brienza, Pozzebon, Floriano, solo per citare alcuni nomi del roster, per usare in gergo della pallacanestro della squadra appunto pugliese. Dunque non dovrebbe avere rivali, però sarebbe stato bello vedere l'Acragas, il Bari all'Esseneto. Come vecchi tempi. Come vecchi tempi, un Acragas Bari che ricordiamo nell'84-85 allo stadio di 83-84, ecco, 0-0, mente storica. E a Bari 1-0 con 1-1 con Puzzone che segnò l'Italia e Messina pareggiò sul rigore. Sì, prossima volta facciamo rivedere proprio quelle immagini. Andiamo subito alla classifica. Ecco, vedete il Bari a punteggio pieno, 12 punti, segue il Locri, c'è il Gela che comunque è ad 8 punti, poi Ciriale, Nocerina, Marsala, la San Cataldese che è proprio stata sconfitta la prima di campionato alla San Nicola per 4-1, ha lottato fino all'ultimo la squadra allenata da l'ex Catania, non mi viene il nome, comunque era un ex giocatore del Catania. Ha resistito fino all'ultimo, poi negli ultimi minuti il Bari ha messo la quarta praticamente ed ha stravinto l'incontro. L'ultimo posto vediamo il Città di Messina, perché c'è l'ACR Messina e il Città di Messina, come potete vedere. Non si capisce questa. Sono due squadre, sì, sono due squadre di Messina, ma è l'ACR con la squadra principale di Messina. Subito alla promozione, l'Acragas ieri sconfitta 3-1 a Salemi. Io direi subito di vedere risultati e classifica e chiedo un commento al dottore Daniele. Pachito. Beh, allora, qui... A me mi piange il cuore vedere l'Acragas in promozione, non so a te, ma a me piange il cuore. Bisogna resettarsi, ripartire, perché a questo punto rischiavamo anche di partire dalla terza categoria. Quindi alla fine onore e merito a Giovanni Amico. Giovanni sicuramente è stato molto abile, che se ne possa dire, poi noi sappiamo che siamo abilissimi e siamo tutti 60.000 commissari tecnici del Agrigento, ognuno dice la sua, però la verità è che poi contano i fatti dicono che comunque si è riuscita a iscrivere la squadra in promozione. È una buona squadra, è un po' corto di preparazione, perché capite bene che c'era il rischio di non iscriversi proprio, e con Salemi è stato un peccato, perché comunque siamo distanti vediamo la classifica. Punti, vediamo proprio la classifica. Io sono tranquillo per la classifica, perché è un 3-1 che sembra sonoro, ma nella realtà dei fatti. Dei rumors parlano di rinforzi imminenti dell'Acragas. Io so qualcosa. Per questo sai qualcosa? Adesso ce lo dici. Per questo ti dico. Ecco, vedi il Misilmeri ha 13 punti, l'Acragas ne ha 8. Considera che la prima ne ha 13, il Misilmeri. Recuperabilissima recuperabilissimo un campionato come quello della promozione, però devi considerare la programmazione. La programmazione sì, è fondamentale, è importante. Ad oggi questa squadra non ha ancora un presidente, quindi bisogna capire che Giovanni se ne è fatto portatore, lo ringrazio pubblicamente, è stato molto abile e anche dedito al sacrificio, se così vogliamo dire. Però questo è un campionato che tu riesci a restare agganciato alle prime, fino a quando non si riapre il mercato, e non peschi soltanto tra gli svincolati, ma peschi tra i giocatori che a decine vorranno venire all'Acragas di qua a Natale, perché io sono convinto che di qua a Natale si risolve il tutto, si dà una strutturazione seria e conseguentemente l'Acragas poi diventa ambita, così come, perché io mi sento con diversi calciatori amici, li ho pure sondati personalmente, ma non che io sono ex calciatori o calciatori? No, calciatori che giocano in eccellenza, che mi hanno detto ma avrei soltanto piacere se qua gli danno un presidente, allora il presidente fammi qualche nome, dai, fammi qualche nome. No, non te lo posso fare, perché se li faccio sono nomi anche clamorosi. Facciamo solo delle iniziali, sono anche clamorosi. Ad indovinare le iniziali, dai. Beh, c'è un amico che ho sentito che è un ex Acragas molto forte, un esterno sinistro. Non posso aggiungere altro. Posso dirti una cosa? Sì. Io sinceramente questa trasferta non la vedevo tanto bene, per dei ricorsi storici che ci sono anche nel mio libro. Adesso ne parleremo. Campionato di promozione 77-78. Io sono stato a gennaio del 78 a Salemi, nel vecchio stadio di Salemi, chiamato dei Cappuccini. Sì. Quando siamo arrivati in questo stadio, c'era freddo, siamo partiti con pullman di quelli piccoli, Fonso Pertuso era con noi, però era con l'elmo senza giummo, era un soldato semplice. Bene. Quando siamo arrivati, effettivamente era il posto periferico di Salemi, e quando siamo entrati in questo stadio abbiamo visto gli spogliatoi, i box di Lamiera.
E pensavo, ma noi 10 anni fa abbiamo giocato con la vittoria del Bari negli anni 60 e poi siamo qua al Salemi. E devo dire che non abbiamo vinto, abbiamo fatto 0-0. E all'andata abbiamo fatto 1-1 in casa, quindi non abbiamo forse ricorsi storici, insomma. Se così che eravamo in Lega Pro l'anno scorso, la siamo 4-0 sotto, insomma. La stessa, sì, forse ricorsi storici. Allora, primo servizio, a proposito di società, di Acragas, di potenziamento societario, abbiamo intercettato, diciamo, nella sede della SEAP, alla zona industriale, per una cerimonia che riguardava la pallavolo, e ne parleremo dopo, i fratelli Dallicardillo della Trinacria. Abbiamo parlato anche di pallavolo, però gli abbiamo chiesto qualcosa sull'Acragas, vediamo, e al ritorno abbiamo un collegamento importante. Perché noi crediamo nello sport e quindi stiamo investendo in questo progetto. Sì, abbiamo seguito già in passato la pallavolo e quindi ci stiamo inoltrando in questo mondo per comprendere a pieno come è. Però mi dicevi che eri anche tifoso dell'Acragas. Sì, l'Acragas sì, è parte del cuore. Dunque in futuro potrebbe anche esserci un vostro coinvolgimento. Perché no? Infatti noi crediamo in questa sponsorizzazione relativamente a questa scalata di pallavolo, perché in passato già avevamo fatto lo sponsor relativo alla squadra di pallavolo e adesso maggiormente, perché crediamo in questo progetto e penso che il nostro obiettivo è quello della visibilità del nostro marchio, dell'azienda Dallicardillo, che viene in tutti i campi di pallavolo, e in modo particolare vogliamo che questa squadra arrivi fino al top class, significa la Serie A, suppongo, Serie A di pallavolo. Anche a te faccio la domanda per l'Acragas. Sì, no, l'Acragas sempre l'ho seguita, addirittura io andavo a vedere i derby Acragas e Licata, l'epoca storica. Dunque un coinvolgimento allora vostro là sarebbe molto importante, perché voi siete un'azienda importantissima di Agrigento. Sì, è una cosa molto importante, può essere che in futuro saremmo interessati a ciò, però per il momento optiamo più sulla squadra di pallavolo. Bene, siamo tornati in studio, ringrazio Anthony e Lello Dallicardillo. Pachito, un coinvolgimento di questa grossa azienda agrigentina non sarebbe male per l'Acragas, anche se quest'anno sono con la pallavolo, attenzione, però in futuro. Ma sai, ormai il brand sportivo, vedi, non è che soltanto il calcio, è lo sport in generale, quindi così come il calcio, così come la pallavolo, la pallacanestro. Vedi, poco fa parlavamo in studio, lo sai bene, no? Parlavamo della Juve che vuol fare il marchio della pallacanestro per farla diventare, e giustamente ne parleremo Tommaso parlava del fatto che c'erano tutti i grandi top club di Europa, e perché allora chi sponsorizza, vedete, noi ritorniamo sempre a quello, non è che voglio parlare di sport minori, perché la pallavolo è uno sport favoloso, quindi loro stanno sponsorizzando quello, ma nulla osta al fatto che possano anche allargare i propri orizzonti se si fa una cosa seria, perché no? Poi i ragazzi mi sono sembrati veramente in gamba e soprattutto con voglia di fare, ecco, questa è la cosa principale che ho riscontrato. Ce li vedrei come presidente dell'Acragas, ce li vedrei. Abbiamo in collegamento, a proposito di big del calcio, una vecchia conoscenza del calcio agrigentino, Roberto Nava. Roberto Nava è un dirigente, un procuratore, comunque è nel mondo del calcio. Roberto, scusami, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Ecco, tu sei stato vicino all'Acragas qualche tempo fa, poi c'è stata qualcosa che non è andata, hai fatto marcia indietro. Intanto però, prima di parlare di quello che è successo e di quello che potrebbe succedere in futuro, ti presento gli ospiti, che sono Pachito Danile, una tua vecchia conoscenza. Siete amici con il dottore Danile? Ci sento malissimo. Pronto Roberto, mi senti? Sì, adesso sì. Ok, dico, abbiamo il dottore Danile qua ospite, e questa sera Pachito Danile, una tua vecchia conoscenza. Poi... Ciao Roberto, sono Pachito. Buonasera, come stai? Sto bene, tu come stai, Robby? Tutto a posto? Bene, se non ci si trova in giro ci si trova negli studi televisivi e radiofonici. Roberto, riesci a stare più vicino al telefono, parlare più forte, perché ti sentiamo proprio flebile, piano piano. Sì, anch'io vi sento male. Sì. Allora Roberto, e poi ti dicevo, c'è Basilio Borgo e Tommaso Guariglio della Fortitudo Moncada Basket. Buonasera. Allora, buonasera. Sì. Buonasera. Roberto, cosa è successo intanto quest'estate? Perché che cosa ti ha fermato
diciamo, nel tentativo di prendere l'Acragas, e per il futuro, intanto parliamo del passato, dai, poi del futuro adesso ne parliamo. Ma vedi, il passato ormai è passato e penso che sia inutile causare altri dolori ai tifosi. Comunque in buona sostanza ci sono state delle situazioni che non hanno permesso di risolvere in bonis la questione. Per il futuro però, ne parlavamo proprio oggi pomeriggio, prima della diretta, tu potresti tornare ad essere interessato all'Acragas se, vogliamo dire... Guarda direttore, io desidero chiarire una volta per tutte, ma non sono io che non ho voluto prendere l'Acragas, è stato qualcuno che non me l'ha voluta dare alle condizioni messe su carta, capisci? Quindi io voglio mantenere un buon rapporto con la stampa, con i tifosi, perché è giusto così e anche doveroso. Io, come ti dici direttore oggi pomeriggio, se trovo degli interlocutori che sono seri, si siedono a un tavolo, facciamo due chiacchiere, un istituto bancario che bene o male crede nel progetto e diciamo delle persone per bene che si occupano della società, noi possiamo fare domani mattina. Ma le condizioni, mi parlavi tu di impiantistica, le condizioni indispensabili sono illuminazione, manto erboso e comunque avere vicino l'amministrazione comunale. Ma vedi, secondo me l'amministrazione comunale di Agrigento ha il dovere civico di occuparsi di questa situazione incresciosa, dal mio punto di vista. Poi è chiaro che un'amministrazione comunale deve fare i conti, ha delle priorità rispetto al cittadino per offrire magari altri servizi ed altre necessità, però ti garantisco direttore che vedere le fotografie delle Seneto ridotte in questa maniera ci pensa e dice come mai. Cioè, nessun imprenditore si farà mai avanti con l'impiantistica, con l'illuminazione mancante, con il manto erboso che diciamo non c'è più. Pachito, che dici? Beh, che devo dire, io posso solo andare al paradosso di noi agrigentini, una squadra sponsorizzata da 3 anni dall'Enel non c'è la luce nel campo. È come se fosse sponsorizzata dall'R7 e non avesse niente da mangiare, o come se fosse sponsorizzata dalla Nike e non avesse le scarpe da calcio. Di che stiamo parlando? I soliti paradossi agrigentini. Ma l'Enel aveva messo i soldi per la luce, il problema lì è che questi soldi perché l'hanno usati diversamente? Che Roberto era disponibile e pronto a subentrare solo nel caso in cui appunto illuminazione. È molto semplice il ragionamento, direttore. Se il tessuto imprenditoriale e bancario dell'Agrigentino non ha interlocutori da far sedere a un tavolo per parlare seriamente, come posso io da solo risolvere i problemi di una città e di una società di calcio? Certo, per interlocutori ovviamente intendi anche altri imprenditori locali. Ma è normale, vedi direttore, il calcio di oggi è un business. Il business non è in serie D o in serie C, no? Il business è in serie B e a partire dalla serie B dove c'è un business, dove ci sono delle situazioni interessanti economicamente. Purtroppo, direttore, tu lo sai meglio di me, è finito il tempo dei mecenati che regalano i soldi. Il calcio adesso è un'impresa, è un'azienda, ha dei dipendenti e come tale tu devi avere dei doveri nei confronti dei dipendenti e nei confronti degli investitori. Quindi gli investitori vengono per fare degli utili. Certo, il fate bene fratelli ovviamente non c'è nel calcio. Io non so se esiste anche lì da voi un'opera pia fate bene fratelli, però direi che hai colto nel segno. Certo, comunque ecco, speriamo in un futuro di riuscire ad averti anche qui ad Agrigento, perché tu eri già venuto qui in città, se non sbaglio, proprio per concludere. Guarda, io devo essere sincero, se qualcuno ha un progetto serio, desidera fare del bene per la città e occuparsi della squadra
e fare praticamente delle situazioni diverse, trova in Roberto Nava un interlocutore gentile e galantuomo pronto ad ascoltare. Dall'ascoltare e il fare, direttore, tu lo sai che c'è di mezzo un mare, voi lì avete un mare stupendo, no? Però giustamente nel calcio adesso ci vogliono dei progetti, dei business plan, non si può andare così all'arrembaggio. Va bene, grazie Roberto. Grazie a voi, siete sempre gentilissimi, è stato un grande piacere. Ciao Roberto, grazie. Buona serata. Buonasera dottore. E allora, Pachito, è chiaro? Allora, con Roberto ci sono delle condizioni, perché un imprenditore investe. Abbiamo avuto modo di parlare diverse volte e mi ha detto tante cose. Ovviamente non si possono eviscerare tutte stasera, però mi trovo assolutamente d'accordo con lui. Tutto parte da una programmazione, dalla serietà di determinati incontri. Se è un impianto come l'S di Agrigento che facilmente si riempie di pubblico, se ho una squadra all'altezza della situazione, se ho un Manterbosa all'altezza della situazione e mi risulta, e faccio nomi e cognomi, che i Centinaro lo tenevano veramente bene, è vero. Veramente bene, io non capisco perché poi una squadra che viene sponsorizzata dall'Enel e poi deve avere quell'illuminazione che gli consentirà di avere ascolti, di fare audience, di sbarcare, di creare entusiasmo, anche di creare gli incassi serali sarebbero molto, e poi molto per più. un motivo o per un altro non si fa. Sì. Ora, capite bene che la gente poi è disillusa e non crede più a nulla. E alla fine siamo forse dove meritiamo di stare. Perché la verità è che forse meritiamo di stare in promozione. Lancio questa provocazione, ma forse è la verità. Io l'ultimo anno non sono andato a vedere le partite dell'Agras perché non la sentivo mia. Eravamo a Siracusa. Non riuscivo a vedere quello scempio. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. A proposito, ringrazio in particolare Giavarini, che un sacco di volte ci ha messo i soldi, eppure è stato apostrofato, lì Catese, di qua e di là. Ma scusate, non capisco, la provenienza, che cosa c'entra? Io vengo, investo, esco dei soldi, faccio, tengo la squadra in categoria e poi mi dite pure parole e poi... Che succede? E poi si è infilato Silvio, si è fatto quello che ha potuto fare, pure Silvio, poi insomma è finito in questa maniera, mica uno può dire questo sì e quell'altro no, però dico dovremmo finirla di avere questa puzza sotto il naso, di fare gli schizzinosi, perché qua alla fine quello che conta è la realtà dei fatti e l'essere pratici. Purtroppo i dati odierni ci dicono che siamo in un campionato che si chiama promozione, che meritiamo, che è stato un bel precipitare, sì, ad oggi meritiamo questo e ringraziamo, ripeto, Giovanni Amico e gli imprenditori, gli sponsor che sono dietro questa avventura, comunque hanno consentito di non fare sparire il calcio di Agrigento. Pochissimi, ma ci sono. Sono comunque da ringraziare. Diciamo passiamo al volley immediatamente perché abbiamo proprio pochissimo tempo. Là gli sponsor non mancano, c'è molto entusiasmo nella pallavolo Aragona che ha come obiettivo solo quello di vincere il campionato. Torneremo a parlare di Akragas comunque fra poco. Io direi subito di lanciare il secondo servizio che riguarda Elena Cammisa. Dopo Martina Baruffi la scorsa settimana conosciamo un'altra top player della SEAP Aragona, Elena Cammisa, la schiacciatrice della SEAP, appunto. Vediamo il servizio, poi torniamo in studio. I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villain. Io sono arrivata qui il 15 agosto, quindi sono arrivata un po' prima rispetto alle altre e ho avuto modo di girare un po', visitare San Leone, di visitare Agrigento. Mi manca Favara in realtà, mi parlano bene della farm. È molto carina, mi piace, accogliente, le persone sono super disponibili. Sì, io gli ultimi 2 anni ho giocato a Napoli e quando dicono vedi Napoli e poi muori io un po' ci credo perché... Napoli è mille colore, Napoli è mille paura. Sono stati 2 anni difficili, pallavolisticamente parlando, però Napoli è mille colori, come dice la canzone, quindi ci si innamora proprio. E non ti sei innamorata solo di Napoli? Esattamente, perché il mio fidanzato è napoletano, è campano. Come si chiama? Giuseppe Scialò. Diciamo. Napoli è attore mara, Napoli è una carta sporca e nessuno
so. E praticamente tutta Napoli, tutta la Campania è tanta passione, è tanta roba. Gli obiettivi sono abbastanza noti: vincere, semplicemente vincere. Quindi, e nel momento in cui ci sono degli obiettivi così precisi è difficile farsi distrarre, perché inevitabilmente uno è l'obiettivo e quello è, non hai modo di pensare alla salvezza, alle vie di mezzo. Non ci sono vie di mezzo, Nino è stato chiaro, e la squadra è fatta bene, è costruita bene da Francesco e chi per lui si è impegnato a costruirla. Secondo me andremo bene. Non era mia intenzione scendere giù in Sicilia, appunto perché il mio amore è a Napoli, no? L'intenzione mia era rimanere in Campania, però Nino appunto è molto sicuro, quello che vuole alla fine lo ottiene. Io ho giocato in B1 e in B2, perché in realtà sono pochi anni che gioco a pallavolo, sono 6 anni, 7 anni in realtà. Perché io prima giocavo a calcio, ho fatto danza classica, ho fatto tutti i tipi di sport possibili e immaginabili. E ciò che coniugava l'essere femminile con un po' di maschiaccio che in me è la pallavolo. Quindi, perché io sono nata in una famiglia dove tutti i miei cugini sono maschi e quindi inevitabilmente mi hanno messa in porta e mi hanno messa lì a parare i peggio palloni che poi arrivavano. Io ho un amore incondizionato dalla Puglia, cioè per la Puglia. Ho una sorella che ha un'osteria, quindi alla fine è ciò che racchiude un po', no? Il mio paese, Altamura, e l'amore per il territorio. Mangiare casereccio con lei, anche se bene o male mi ha insegnato qualcosa, però la mamma è sempre la mamma. E come cucina lei non cucina nessuno. Allora, difetto di Martina piccola, perché, ma anche più di che difetto è una caratteristica del suo carattere. È polentona, quindi è un po', lei essendo di Novara un po' imbruttisce. È sincera, è pungente, non riesce a fingere e quindi questo può essere, è un pregio, però alle volte può diventare un difetto, perché per dire anche la verità ci vuole un certo tatto alla fine, no? Martina non proprio ce l'ha, però è carina. Martina Grande, la Baruffi. Lei è tanta alla fine, in tutto quello che fa è esuberante, è pagliacciona, quello, però un difetto in particolare alla fine non lo trovo, ma come anche in Martina Piccola alla fine sono due belle persone, chi in un modo e chi nell'altro. Vi aspettiamo tutti ansiosi al palazzetto, perché noi siamo convinte di poter far bene, però l'aiuto del pubblico aiuta sempre, dei tifosi più che altro, quindi vi aspettiamo e forza Aragona, ci ripigliamo tutto quello che è nostro e vi aspettiamo per la prima di campionato in casa, in tanti. Sì, torniamo in studio, 13 ottobre, Reggio Calabria per la prima di campionato contro la SEA Paragona, il 20 l'esordio al Pala Nicosia, per cui siete tutti invitati a tifare, a sostenere la squadra del presidente Nino Di Giacomo, che ha allestito una grande squadra. Pachito. Colgo l'occasione per salutare quel vecchio giaguaro di Nino Di Giacomo con cui mi lega l'amicizia e ricordi splendidi, perché ero ragazzino quando c'era l'Edil Cuoghi e quando c'era l'Impresem, quindi quando militavamo nella Serie A, quando c'era l'Opel, quando ne possiamo dire? Opel Cespeda, c'erano. Quindi Nino è assolutamente uno che se ne intende, uno che sa attrarre dei capitali, perché voglio dire, senza soldi non si va da nessuna parte. Un alfiere della pallavolo italiana. Ultimamente devo dire anche che se ne intende di donne, mi fa piacere per Nino, perché io da quello che vedo delle belle ragazze, non so se sono brave, però questo ce ne occuperemo il 20, perché di belle sono belle, andiamo a vedere anche se sono brave. Il 20 allora a Pala Nicosia, questo è un grosso richiamo, perché il palazzetto finalmente,
un esordio ufficiale dopo tanti anni di chiusura che mi piangeva il cuore, il nostro tempio. Onore ad Alessandro Bazan, che se... Ma bravissimo Alessandro, indubbiamente, corriamo numerosi e andiamo a sostenere le nostre atlete, anche perché c'è una squadra che mi risulta essere veramente una squadra molto competitiva. Subito il calcio a 5, la Serie B, vittoria dell'Acragas Futsal contro la Polisportiva Futura Reggio Calabria, appunto, che giocherà proprio nella pallavolo contro la SEAP, 3-5 nella prima di campionato in Serie B, dunque partita storica per Agrigento per la prima volta in Serie B, con reti di Martinez e Sacco, poi Toledo e doppietta di Cottone chiudono i conti per il calcio a 5. Dobbiamo avere anche forse delle immagini dell'incontro. Sì, questo siamo a Reggio Calabria, una vittoria importante appunto per la squadra del presidente, del mister Castiglione, un torneo abbastanza difficile perché vediamo squadre come Catania che ha battuto 5-1 il Mascalucia, il Polistene che ha vinto a Recalbuto, il Mascalucia contro l'Arcobaleno Ispica 5-2, e il Real Parco addirittura perso 9-1 in casa contro il Melilli, un torneo che comunque vedrà protagonista la squadra di Agrigento perché hanno anche acquistato stranieri, 2 brasiliani se non erro e un portoghese, per cui sarà un torneo avvincente che potremo seguire alla zona al fare qualcosa. No, dove c'è la piscina non ricordo in questo momento il nome. Ecco, però no, a Palagiglia di Favara, no. Ma qui ad Agrigento, sì. Però si spera di vederli ad Agrigento nel nuovo Palasport, che è ancora chiuso. Da Bellavia. Ecco, da Bellavia. Da Bellavia, sì. Ecco, da Bellavia. Contrada Esachimento. Contrada Esachimento, ecco, non ricordavo. Speriamo di vederli al nuovo Palasport, perché è chiuso, non c'è più l'impresa di costruzione, ci siamo stati, abbiamo visto all'interno è tutto chiuso, non sappiamo i motivi per cui ancora non sia stato inaugurato, però potrebbe giocarci appunto la squadra di calcio a 5 e la pallamano che quest'anno vuole rilanciare appunto i suoi progetti. Torniamo al calcio velocemente, eccellenza gironiana con risultati e classifiche, abbiamo anche diverse squadre agrigentine impegnate in questo torneo. Vede appunto il Città di Sant'Agata 5-0 col Caccamo tra i risultati più eclatanti, il Licata a battere il Cus Palermo 2-1, sorpresa il Canicattì a Mazzara capolista, espugna proprio lo stadio di Mazzara il Canicattì, la Pro Favara che vince a Castelbuono. Vediamo subito la classifica. Sì, dovrebbe esserci un affollamento in testa, vediamo se non c'è la classifica, comunque sono diverse squadre a pari punti, tra cui il Canicattì, sì, il Mazzara ed il Licata, dunque un campionato che vede molte squadre agrigentine impegnate. Proprio un fattaccio è avvenuto la domenica scorsa, non questa passata, nel corso di Licata Canicattì, perché è stato dato un DASPO al giocatore del Licata, il palermitano Marco Civilleri. Abbiamo anche delle immagini a Corredo, se non sbaglio, proprio ne vogliamo anche discutere qua con gli ospiti. Un fallaccio e poi un pugno, probabilmente danni di Vito Lupo, giocatore del Canicattì. Marco Civilleri, pensate un po', è stato praticamente affibbiato un DASPO, Pachito, per aver scaraventato contro il giocatore della squadra avversaria, colpendolo volontariamente e deliberatamente, dapprima con un fortissimo e violentissimo pugno al volto e a gioco fermo con un violento calcio con il tacco, sempre al volto, provocando un'ampia lacerazione sopra l'occhio verso la fronte, lasciandolo esanime a terra. È intervenuto addirittura il questore di Agrigento e ha dato proprio un anno di DASPO al giocatore, che non potrà più giocare per tutta la stagione, si è pregiudicato. Poi i giocatori si sono chiariti comunque a fine partita, ma era troppo tardi. Anche lo stesso Marco ha detto che in campo prima l'ammazza, pericolosissimo. Ho giocato tanto tempo. Che ne pensi? Ho giocato tanto tempo a calcio e devo dire che mi rendo conto che si può perdere la bussola e si può perdere la testa, però in questo caso si è andati veramente oltre. Penso che sia uno dei pochi casi in cui la giustizia sportiva viene sostituita dalla giustizia ordinaria, perché questa ingerenza della giustizia. Ma tu la chiami ingerenza, nella realtà dei fatti è una violenza che viene perpetrata a gioco praticamente fermo, a palla lontana,
Conseguentemente una cosa del genere in cui interviene un questore ha dei risvolti anche di un determinato livello, tant'è che la punizione è stata esemplare, è stato un daspo. È una cosa veramente brutta da vedere, mi dispiace di quello che è successo, sono seriamente dispiaciuto. Sono convinto che se il giocatore tornasse indietro non li farebbe più, gli saranno saltati i nervi, però quello che si è visto è stato davvero molto spiacevole. Basile. Allora dunque io vi ringrazio per avermi invitato, più che altro perché diciamo fra 3 giorni, giorno 11, giovedì 11 alle ore 11:30 presso il Circolo Empedocleo presenterò il mio 22esimo libro. Questo è della collana Agas a colori, perché c'è anche l'altra collana Agas e bianco. Vediamo se la telecamera riesce a zoomare l'ultimo. Questo libro è dedicato ad Alvaro Biagini, il nostro caro Alvaro che diciamo, abbiamo avuto per 3 anni con noi. Questo è il primo anno che è venuto, perché l'altro libro, quello dell'80-81, l'ho già presentato, quello quando vinse il campionato e ci portò dopo 13 anni dalla D in Serie C, anche se era C2. E questo libro diciamo, l'ho pensato di farlo proprio a giugno, quando ho conosciuto personalmente Alvaro, perché prima lo conoscevo così, che era allenatore dell'Agas, però tramite, siccome lui mi telefonò da Palermo per ringraziarmi che avevi mandato il libro, quello Victoria, io se voi dico ci incontriamo a Palermo, ci siamo incontrati. Devo dire una cosa, ho trovato una persona, diciamo, anche se ha un'età che ora il 1 ottobre ha fatto 83 anni, però molto giovanile, uno spirito giovanile, e mi ha raccontato tante cose gli sono successe in carriera, e poi mi ha fatto omaggio di un prontuario che gli aveva fatto tempo fa, in cui io l'ho usufruito per metterlo nel libro. Intanto devo dire una cosa, che lui in questo libro c'è una sua biografia in cui parla di quando da ragazzo partecipò, da ragazzo quindicenne, lui esordì. Dove possiamo trovare il libro intanto, Basile? No, il libro personalmente, quando io invito diciamo, chi verrà insomma, a prelevarlo, perché non ne ho fatti molti, quindi diciamo, dovrà utilizzare questi che ci sono. Giusto? La presentazione quando? Presentazione il giorno 11, giovedì 11 alle 11:30 al Circolo Empedocleo. E torno a ripetere che lui era, aspetta un attimo, mi sembra che... Nel frattempo faccio una domanda a Tommaso. Tommaso, Biella domenica per la seconda giornata del campionato, trasferta difficile. Trasferta difficile, non solo sotto il punto di vista tattico-tecnico, una trasferta che anche sotto il punto di vista geografico non è facile, una delle distanze più lunghe. Biella che ha vinto in trasferta a Rieti su un campo difficile la prima di campionato, squadra affermata, società blasonata che gioca in un palazzetto con 4.000 persone, quindi non sarà sicuramente una trasferta facile. Nel basket accadono questo genere di liti? Nel basket accadono scontri un po' meno, ma anche perché in un certo senso il campo da calcio è uno sport di contatto fisico pure basket. È uno sport di contatto fisico, però comunque il basket pensa è uno sport che si gioca in un campo che è 28x15, ci sono 3 arbitri, quindi anche sotto il punto di vista non sfugge assolutamente niente sul calcio. E anche un colpi po' proibiti probabilmente nel calcio colpi proibiti nel calcio se ne vedono di più. Sì, di più. Io in realtà, Basile, volevo chiedere proprio questo che riguardava gli scontri, perché avevamo un servizio, tu hai presentato il libro e hai fatto bene comunque. Vediamo subito un servizio prima di passare ai saluti che riguardava poi gli scontri che non sono avvenuti solo per Licata Canicattì, ma nei tornei dilettantistici non sono proprio così rari. Vediamo. Finale al Cardio Palma qui al Nino Vaccara e un'incornata da parte del numero 16, il Toro Loco, un pugno e adesso una rissa si scatena. Al 14° minuto del secondo tempo, Isolese 0, Sciarborasca 1, Bertero sta andando a protestare, anche Chiesa sta protestando e viene espulso Chiesa colpisce l'arbitro, no, Chiesa non deve fare queste cose del
del portiere dell'Isolese, anche Tidia colpisce l'arbitro, non si fanno queste cose. La squadra di casa che ha protestato in questo modo per il cartellino rosso estratto dall'arbitro, un giovane fischietto della sezione Aia di Arezzo. La partita è quella del campionato di terza categoria tra Castel San Niccolò e Fortis Arezzo. Al 70° sul punteggio di 4-0 per gli aretini accade il fattaccio. del Perone appositamente. Allora, come avete visto, non solo campionati dilettantistici, da Mazzara a Barcellona, anche il grande Diego è stato protagonista di scontri. Il grande Diego non è nuovo a queste cose. Allora, Basilio voleva concludere con l'ultimo. Questo, sì. Cioè che dunque il libro parla del campionato 77, 78, 79, quando è venuto Alvaro Biagini, ma anche nel libro inglobato c'è una parte del campionato precedente, quando l'Agers era sceso in promozione e poi diciamo è risalito subito, e questo è di buon augurio anche per quest'anno, quando noi in promozione abbiamo avuto ad Agrigento l'onda di perdere a Favara, che noi la prima volta giocavamo col Favara e per noi ci fu uno scandalo, come abbiamo perso col Favara, come giocavamo contro il Bari, la Salernitana, abbiamo perso col Favara. E il gol lo fece un agrigentino, Lello Patti, che giocava nel Favara. Che fatalità il mio cognato. Guarda caso. Manco vado apposta. E poi che devo dire? Che probabilmente oltre a Bergini verrà anche il giornalista Gaetano Sconzo, che già fu presente nella presentazione del libro Vecchitoria, quindi sono persone molto qualificate. Mi auguro che così diamo un po' di carica alla tifoseria cragantina, facendo rivedere i miti di una volta, in modo che così diciamo ci possiamo ricaricare, chissà tra qualche anno ritornare in auge, ma questa volta per restarci, no? Giusto, non così. Luogo e orario, Basilio, di presentazione. Ho detto al Circolo Empedocleo, ore 11:30, di giorno 11 ottobre. Di ottobre. Tommaso Guariglia, grazie per essere intervenuto a Tutto Campo. Grazie a voi. Abbiamo parlato poco fa anche di gemellaggio tra Salernità, tu tifoso della Salernitana, con Gelsenkirchen e Schalke 04. Questa cosa mi interessava. Sì, noi è da un paio di anni che siamo gemellati con lo Schalke 04, che è nella città di Gelsenkirchen. È un gemellaggio che può sembrare strano, visto la storia dello Schalke 04, fino a qualche anno fa era fissa in Champions League. È un gemellaggio fortissimo tra le due società. La Salernitana, rappresentata il trust da mio zio, il fratello di mio padre, ogni mese va in Germania, invitati dalla tifoseria dello Schalke 04, e lo Schalke 04, la tifoseria dello Schalke 04 ogni mese viene a Salerno per vedere una partita salernitana. È curioso anche vedere le macchie blu dello Schalke nella curva granata. Tu, grande tifoso di calcio, sei diventato un grande giocatore di basket, sei in Serie A2, anche perché per l'altezza mi dicevi 2,04 m. Sì. No, vabbè, io appassionato di calcio, essendo nato a Salerno, ho una tradizione calcistica incredibile. È anche normale, perché comunque sai, il calcio, io rimango sempre convinto di una cosa, che il calcio è lo sport più diffuso, perché
è il più facile da giocare. Noi specialmente ragazzi del sud si buttavano 2 pietre, si faceva le porte e giocavano a pallone, quindi parliamo tutti siamo cresciuti giocando almeno una volta a calcio. Però dobbiamo andare tutti a vedere le partite della Fortitudo perché ha bisogno ne approfitto se posso per dire che noi adesso andiamo a giocare 2 trasferte di fila, quindi andiamo a Biella e poi andremo a Roma e chiedo ovviamente ai tifosi di non allontanarsi perché ovviamente giocando una volta a settimana tifosi fuori sede ce n'è molti. Tifosi fuori sede ce n'è molti, però 15 giorni lontani da Agrigento, giocando in 2 trasferte difficili, può magari far pensare alla città e ai tifosi che la società, la squadra si è allontanata, quando invece non è assolutamente così. Grazie Tommaso. Pachito, per i saluti finali? Beh, i saluti finali saluto i telespettatori, ma soprattutto con l'augurio che ci si stringa attorno a questo sport agrigentino che sta un po' pagando lo scotto di quello che è l'Italia a livello nazionale. Noi quest'anno non siamo andati ai mondiali e io ho detto che assolutamente l'Italia sportiva è lo specchio di quella che è l'Italia oggi, e cioè un po' alla deriva così bistrattata, però adesso l'Akragas è lì in promozione, dobbiamo farci far di necessità di virtù e andare. Nel contempo però la Fortitudo sta bene in salute ed è una grandissima categoria come la A2. Anche la pallavolo. La pallavolo è in B2 ed è una squadra che può ambire alla promozione, quindi dico alla fine la vacazio creata dal calcio è compensata dall'altra società. Saluto in particolare a Peppe Castiglione, anche un mio caro amico, che è stato un discreto giocatore di calcio, ma sicuramente meglio come allenatore. Lo faccio apposta così ora si incazzerà e mi telefonerà più tardi. Va bene, buonasera a tutti, appuntamento a lunedì prossimo per la terza puntata di A Tutto Campo. Buonasera. Cellulopoli, la città della telefonia mobile, punto vendita di Agrigento. Telefonia elettronica, informatica, assistenza. Da Cellulopoli trovi i migliori accessori per il tuo smartphone, periferiche ed accessori per il tuo computer e tutta l'elettronica di consumo. Cellulopoli effettua riparazioni di computer e rigenera vetri di smartphone in modo professionale con gel UV. Centro assistenza Apple, ripara il tuo iPhone in un'ora. Cellulopoli ha anche punto vendita Fastweb, Wind, Infostrada, Tiscali e da oggi anche Lincoln. E se ti abboni a Lincoln potrai vedere tutte le partite della Lega Pro e dell'Akragas Calcio, gratis per tutta la stagione. Vieni a trovarci in via Dante 2-4 ad Agrigento. Telefono e fax 0922 40 17 18. www.cellulopoliagrigento.com